Arrivano anche in Veneto le polemiche politiche suscitate dalle dichiarazioni di Gheddafi, l'out-out del colonnello all'Europa, date alla Libia 5 miliardi o sarete invasi dagli immigrati, come lo show sulle donne e l'Islam ai leghisti proprio non va giù, a cominciare dal sindaco di Treviso e segretario nazionale del Carroccio, preso dai preparativi per l'imminente festa della Lega. Parla dentro l'ambasciata libica, quindi in territorio libico, ma quello che è preoccupante è vedere queste ragazzine, queste 500 ragazzine che vanno a farsi islamizzare magari per 70 euro. Questa è la mia preoccupazione. Rincara la dose il vice Gentilini. I confini sono sacri e non c'è nessuno Stato straniero che possa dire invaderemo l'Italia. Ed anche da Venezia, dove il Carroccio ha conquistato la guida della regione, arrivano le reazioni alle dichiarazioni del leader libico che dividono Lega e PDL. Questo governo ha chiuso un bell'accordo con il governo libico e questo deve essere riconosciuto. E il che significa non più sbarchi, il che significa rapporti di business importanti con le nostre imprese, però questo non si deve poi trasformare in un ricatto o comunque in un momento di difficoltà. L'operazione della partnership con la Libia e col popolo libico è una cosa che noi dovevamo fare. Che poi chieda all'Europa 5 miliardi all'anno perché sennò diventiamo l'Europa dei neri, come ha detto lui, questo diciamo Gheddafi che non abbiamo bisogno. Attaccano le opposizioni lanciando parole di fuoco al Premier ma anche al Carroccio. O noi la smettiamo di svendere i nostri valori, la nostra civiltà e la nostra cultura a questi interessi economici di pochissime persone, o altrimenti questo è quello che stiamo diventando agli occhi del mondo, cioè un paese senza guida, né politica né morale. La Lega purtroppo è esattamente parte della partita.